Si è insediato solo da poche settimane il nuovo Consiglio regionale veneto e ancora una volta al centro dei lavori dell'Assemblea il tema del referendum per l'indipendenza. Nonostante la Corte Costituzionale abbia bocciato la legge regionale che prevede proprio un referendum per l'autonomia del Veneto, l'impegno dei consiglieri va avanti e così a Palazzo Ferrofini si è costituito l'intergruppo referendario Parola ai Veneti, promosso dai consiglieri Antonio Guadagnini, Massimiliano Barison e Stefano Valdegamberi. Ha come obiettivo quello di portare avanti la battaglia per arrivare a fare il referendum per l'indipendenza. Hanno già aderito appunto più della maggioranza dei consigli regionali, maggioranza assoluta. 24 le sottoscrizioni per la creazione dell'intergruppo, con i soli Berlato, Donazzana e Giorgetti che non hanno firmato. L'obiettivo è quello di inserire la questione dell'indipendenza in un contesto europeo. Bisogna ricostruire un'Europa superando gli attuali stati-nazione nati nel 1800. Bisogna fare come sono gli Stati Uniti d'America, un governo federale europeo con i territori. Oggi viviamo una grande contraddizione, una moneta unica, una politica divisa. L'impegno dell'intergruppo va verso traguardi ben delineati: organizzare convegni internazionali a partire dalla Catalogna e Scozia, interpellare dei giuristi per capire le conseguenze dell'indipendenza, ma soprattutto organizzare dei dibattiti per coinvolgere il più possibile i cittadini. Quello che vogliamo fare con questo intergruppo è un approfondimento culturale, perché ci sia una presa di coscienza da parte dei veneti che è un passaggio necessario per la nostra terra, per il nostro futuro, ma anche necessario che capiamo quali sono le condizioni.